At the year-end press conference, Governor Massimiliano Fedriga reflected on 2025 as a year of contrasts for Friuli Venezia Giulia. On one hand, the region shone internationally with major promotions from Japan to the United States, and a record-breaking year for tourism, highlighted by Councillor Sergio Bini. Sì, è stato un anno molto importante, molto significativo per l'intera regione, ma anche e soprattutto per quanto riguarda il mio referato. Abbiamo messo a terra delle dotazioni economiche significative, 560 milioni di euro mai messe a terra nella nostra regione. On the other hand, November's flash floods in Versa caused severe damage, leaving many residents homeless. È stato un buon anno, abbiamo avuto sicuramente situazioni difficili da affrontare, penso al dramma che ha colpito una parte della nostra regione per gli eventi meteorologici, ma anche su questo siamo intervenuti immediatamente con, devo dire, una grande partecipazione delle persone, dei volontari, ma anche finanziariamente abbiamo già messo a disposizione 35 milioni di euro e voglio ricordare che già le prime risorse, seppur piccole, però sono già iniziate ad essere erogate. Penso anche questo un record sui tempi che vogliamo continuare a garantire, perché non possiamo lasciare indietro nessuno e lasciare da sole le persone che sono state colpite dal maltempo. Education and family support also featured prominently, with Councillor Alessia Rosolan noting new initiatives to help young parents. Abbiamo proseguito nel rafforzamento di tutte le misure per la famiglia e per la coesione sociale, di intervento puntuale sull'aumento del potere d'acquisto delle persone all'interno del nostro territorio in un percorso complessivo di innovazione sociale. No, ma vabbè, sono tante cose che mi piacerebbe ancora fare e servono anni per questo, quindi no.